mossa. Fallito questo tentativo, la sparò, ma il proiettile, vedendola così sporca, si rifiutò di entrare in quel corpo e se ne andò in pensione. Così la cacciatrice decise di parlare con Biancaneve. Dai, Biancaneve? Oddio! Hello. Mello! Ma chi è stu Mello? Ah, ho capito! Biancaneve, ritorniamo a noi. Io dovrei ucciderti, ma non posso. Oh, thank you. Tengo? Ma che mi... Scusi, mi sa che questo in chiesa non si può dire. Tengo? Ma che caspita tengo? Non hai niente, cretina. Thank you significa grazie. Dopo ore e ore, la cacciatrice decise di arrivare al bosco, al castello. Arrivò fischiettando e la madrigna, quando la vide, disse: Cacciatrice, hai preso il cuore? Sì. Allora dammelo. Sì, e muovo ora. Ah, tengo niente. E sei tutta scema. ignorante, che abbiamo detto che thank you significa grazie, non tengo. A quanto pare non tiene neanche un cervello. Intanto era scesa la sera e la povera ed orrenda Ssigna, Snow White, era rimasta sola nel bosco quando ad un tratto udì. What? Excuse me, can you speak English? Insomma, Ma tu, dai, che cosa vuoi? Ma io veramente... Non mi dite che ho sbagliato fatto. sei tutto scemo. Biancaneve, rimasta sola, si accorse che era suo destino. E poi mia casa pigliava.